Cari telespettatori, siamo con Licia Barzan, segretaria con delega alle politiche di genere dello SPCGL metropolitano di Venezia. Focus su Venezia e in modo particolare, segretaria, ben arrivata. Grazie. Focus sugli ATS, ovvero su che cosa? Allora, gli ATS sono gli ambiti territoriali sociali. È la realizzazione di una vecchia legge che imponeva la loro creazione, che ha più di 25 anni veramente, e che la Regione ha regolamentato nel 2024. Praticamente è la possibilità di comuni messi insieme che definiscono appunto un ambito di poter gestire in maniera efficace i servizi sociali. Noi abbiamo 24 ATS nel Veneto, nella provincia di Venezia ce ne sono 4, con caratteristiche anche molto diverse, perché mentre una è Venezia capofila e ha insieme a sé solo altri 2 comuni, nell'area diciamo del Miramennese e Mirese sono ben 17 comuni tutti insieme. Chioggia, Cavarza e Reconia invece è un altro ATS ancora che ha una dimensione ottimale perché siamo sui 60.000 abitanti, e poi abbiamo quella del Veneto orientale dove sono 23 comuni e parliamo di ambiti che sarebbero a livello di dimensione di abitanti superiore a quanto la legge nazionale direbbe, che li considera ottimali su 100.000. Che servizi danno? Allora, dovrebbero dare tutti i servizi definiti come LEPS, cioè livelli essenziali di prestazioni sociali, e quindi parliamo dal pronto intervento sociale all'assistenza domiciliare, alla tutela dei minori, che comprende anche il loro allontanamento alle volte, cioè tutta una serie di servizi che possono essere garantiti in integrazione con protocolli col mondo sanitario, perché ci sono aspetti e patologie che devono necessariamente vedere i 2 mondi insieme, tipo le malattie mentali. Ma funzionano? E sono in costruzione, cioè nel senso che la legge, dicevo, è del 24, hanno dato tempo 2 anni per la loro realizzazione. La Regione non ha dato indicazioni certe, per cui ogni ambito decide la forma giuridica, l'organizzazione, le modalità e i servizi che vuole erogare. E il cittadino che cosa resta da fare? Al cittadino niente, resta che la nuova struttura deve dare tutti i servizi che già ricevono, si spera anche qualcuno in più. Ecco, quindi aspettiamo che funzionino anche per l'area del Aspettiamo che veneziano. funzionino, devono essere definiti, devono darsi gli statuti, devono darsi i regolamenti e trovare la forma giuridica più opportuna. Perfetto, noi aggiorneremo i nostri telespettatori, grazie Licia Barzan, di quando saranno effettivamente operativi e come fare ad accedere per avere i servizi che abbiamo visto sono numerosi e importantissimi. Buon proseguimento.